Con Teresa ha parlato, forse quella che ha sofferto di più in questa gara, perché insomma ha parato tutto quello che poteva parare, poi due tiri diretti e vanificato un gran lavoro. Beh, allora in campo siamo una squadra, quindi non mi ritengo di aver fatto una prestazione al massimo come le mie compagne. Da questa partita dobbiamo solo imparare perché si sa che il nostro problema è segnare, appunto. E sul 2-0 era una partita che era, non dico conclusa, però potevamo benissimo finirla lì. E poi ci sono state le due occasioni, però appunto il forte e abbiamo un po' ceduto su quella parte lì. Quindi non mi sento diversa dalle mie compagne e quindi ecco. No, io capisco perfettamente lo spirito di squadra, ma io ritengo il portiere, nel caso maschile, nel caso tuo, è una donna sola, insomma, quando poi arrivano lì che devono tirare un tiro diretto, perciò consentimi di farti i complimenti personali. Comunque dicevo, al di là del risultato, abbiamo visto un Valdagno insomma, che gira molto bene in sfera, forse qualche difficoltà come hai detto te sotto porta, però un gran giro di sfera e una grande pressione. Cambiano le aspettative dopo questo inizio, che poi insomma siamo veramente all'inizio, o quello che vi eravate prefissate insomma rimane l'obiettivo vero? Il nostro obiettivo da quando esiste la femminile a Valdagno è quello di crescere perché appunto siamo una squadra giovanissima, siamo tutte sotto il 2000, quindi penso che siamo anche la squadra più giovane, non ne sono sicura, però ecco. E il nostro obiettivo è infatti quello di crescere, di migliorare partita dopo partita. In questi 3 anni stiamo facendo bene, quest'anno manca Tami, però lo spirito è quello di combattere ogni partita una dopo l'altra, imparare anche appunto da questi risultati che non era quello che appunto ci aspettavamo e migliorare sempre di più. Quindi il nostro obiettivo rimane quello. Facciamo anche un passo indietro, no? C'è stata una Supercoppa che comunque è stato il primo trofeo che si è portato via al Matera, squadra espertissima, la conosciamo molto bene, addirittura insomma, la Pamela nazionale fa la differenza in Serie A2, perciò insomma, è veramente grande esperienza. Da quelle partite cosa avete tratto? Più rabbia, voglia di rivincita? Insomma, quali sono state le sensazioni? Beh, nella prima partita in casa, dopo il risultato 0-1, è comunque stato evidente il fatto che ci manca il gol, come appunto in questa partita, e stiamo cercando di migliorare sotto questo aspetto, sotto quello appunto del carattere, di metterci grinta, voglia e passione in ogni singolo minuto di ogni singola partita. Certo, c'è stato un po' di, come si può dire, di tristezza perché comunque è sempre una coppa persa, però non l'abbiamo vista così, ma l'abbiamo visto appunto come un trampolino di lancio per migliorare sempre di più, perché a parte il risultato 4-0 fatto in casa loro, 0-1 dice tanto perché ce la siamo giocata fino agli ultimi secondi con loro che sono una squadra veramente molto importante. C'è anche Berta che sicuramente dà un grande aiuto, e Pamela, Chicca e diciamo una squadra, uno squadrone. Bene, io ti ringrazio, rinnovo i complimenti a te personalmente e a tutta la squadra, la porterai poi negli spogliatoi. Un grazie ancora, un Grazie 5, mille. alla prossima. Grazie.